accompagnarlo sarà un personaggio molto noto nell'ambito del folklore perché fa parte, appunto, fondatore del gruppo Murales, ma anche fa parte della formazione a tenore, ma è conosciuto anche perché è un eccellente suonatore di uno strumento che ha sostituito uno strumento che abbiamo appena sentito, ossia vi ho parlato prima, abbiamo visto Luca Schirru che aveva Susulitu o Pipiolu. Ecco, questo strumento che ogni ragazzino si costruiva in epoca così diciamo industriale è stato sostituito da uno strumento altrettanto piccolo ma che dava ancora maggiore melodia, ed è l'armonica a bocca, susonette a bucca viene chiamato in alcuni paesi della Sardegna. Gli amici di Orgosolo ci interpreteranno questo ballutundu orgolesu accompagnato da Franco Corrias, che salutiamo con un applauso, e eccolo qua. Da Franco Corrias, che suonerà appunto l'armonica a bocca, susonette a bucca, questo strumento così particolare che dà una grande melodia e una grande allegria. E allora immaginiamo che qui sul palco non ci sia soltanto una coppia di ballerini, ma che questa coppia si moltiplichi fino a costituire un grande cerchio, e ammiriamo questo ballutundu orgolesu per armonica a bocca suonata da Franco Corrias. A voi!
Grazie. Bravi! L'armonica a bocca